Però ecco, adesso abbiamo in linea il nostro Roberto Agirmo, se non sbaglio. Buonasera Agirmo, mi sente? Ci sono. Buonasera Ecco. Rovino e buonasera a tutti quanti i telespettatori. Come direbbe Jolly Dix, sono incazzato nero. Detto questo, una delle cose che maggiormente mi lascia basito e fa arrabbiare è il discorso legato al bonus vacanza, che se mi permette in 2 minuti cerco di spiegarglielo. Sì, perché poi veramente è una cosa oscura, io non ci ho capito niente, quindi volentieri. Non solo è oscura, è una cazzata clamorosa. Allora, è una presa in giro clamorosa. Mi spiego. Allora, il bonus dice, teoricamente, che tutte le famiglie potranno avere un buono che va dai 150 ai 500 euro in funzione alla quantità delle persone del nucleo familiare, come sconto per le vacanze. Allora, iniziamo con il distinguo. Primo distinguo. Possono avere lo sconto i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE inferiore ai 40.000 euro. Ora, per chi non fosse avvezzo a che cos'è il reddito, cioè l'ISEE, è la sommatoria, l'estrapolazione di quelle che sono le redditività di una famiglia, che comprende tutto, comprende case, conti correnti, fondi, buoni, un po' di tutto sostanzialmente. 40.000 euro, non me ne vogliono coloro i quali hanno un'ISEE da 40.000 euro, ma è sostanzialmente una famiglia a reddito medio-basso. Allora, le famiglie a reddito medio-basso non sono certamente quelle famiglie che creano il vero grosso lavoro dell'ambito turistico. Tra altre cose, una famiglia da un reddito medio-basso non è neanche necessariamente detto che prenoti le vacanze in periodi normali, figuriamoci in un periodo come questo. Ma non bastasse. Il reddito ISEE, che è una stupidaggine, basta dare un centro caffè e teoricamente in qualche giorno te lo fanno ed è anche gratuito, quello sarebbe il minimo dei problemi. Ma io mi immagino una serie di problematiche che sono le seguenti. Parto dalla più stupida e la più banale. Arriva la famiglia, va in un'agenzia viaggi, dice voglio andare in vacanza con lo sconto da 500 euro. Allora l'agenzia viaggi dovrà spiegare a questa famiglia guarda che devi fare il reddito ISEE, devi portarci qui i documenti e una volta fatto questo andiamo a vedere di farti lo sconto sulla vacanza. Quindi bisogna vedere la famiglia con un reddito medio-basso che vada in agenzia, che sappia che c'è questa cosa da fare e che possa farlo. Quindi queste famiglie dovranno andare probabilmente al CAF, ci mette una decina di giorni per averlo, dove funziona bene il CAF, in altre zone dove funziona male il CAF ci vorranno più giorni, quindi gran parte delle persone perderanno l'opportunità di poter avere questo sconto. Ma poi il problema maggiore è un altro. Io parlo di agenzie, lei sa, io ho un centinaio di agenzie viaggi dislocate a livello nazionale. Allora, parliamoci chiaro, sono 3 mesi che noi siamo a fatturato zero. Ora, per il mio gruppo, non faccio numeri, ma la perdita stimata sarà quella attorno al 75% del fatturato su base annua. Queste agenzie comunque da 3 mesi non stanno facendo fatturato, quindi sono fatturato zero, ma quando dico zero è veramente zero, okay? Non è qualcosa vicino a zero, o zero. Le agenzie viaggi dovrebbero anticipare questi 500 euro, che poi non sono in realtà 500 euro, ma sono 400 euro che poi andrebbero scontate come credito d'imposta sulle tasse a venire. Quindi la percentuale di sconto in realtà è 80-20, quindi su 500 euro 400 sono di sconto che mette di anticipo l'agenzia e i 100 euro sono... quindi l'agenzia deve anticipare... Bravissimo. Ecco, allora, io mi domando innanzitutto quali sono le agenzie che potranno anticipare questa somma, che non è tanto se guardiamo, ma se io ho un'agenzia che sta facendo fatturato zero e mi arrivano 10-20 famiglie che vogliono una vacanza con lo sconto di 400 euro, l'agenzia deve anticipare 4, 8, 10.000 euro. Ma scusi, uno che sta facendo fatturato zero, per uno scarico che verranno le tasse a venire, chi è che le anticipa? Nessuno. È anche vero che sul decreto, che ci siamo studiati molto bene, c'è anche scritto che questo credito può essere ceduto a terzi. Va bene, vediamo quali sono le aziende che possono, ma io mi immagino un'agenzia viaggi che vende vacanze, debba andare a costruirsi un castello in aria per questo ragionamento. Sempre nel decreto c'è scritto che non è ben chiaro, ma questi 400 euro possono essere dati in credito alle banche. Allora, ma anche lì non è pronto il sistema bancario per fare... gliela racconto perché è bellissima.
Quando è venuto fuori il decreto, ce lo siamo letti bene, allora cosa abbiamo fatto? Io lavoro con 3 banche, ho chiamato i direttori di 3 banche che mi conoscono bene, siamo amici, eccetera, eccetera. Gli ho chiesto, ascolta, ma di cosa ne sapete di sta roba? La risposta, oltre alla risata, è stata, o meglio, è stata la risata e boh. Allora, ci rendiamo conto di come siamo messi a livello nazionale? Ora, sti mentecatti, perché o sono falsi, o sono ipocriti, o sono stupidi, non c'è alternativa, ok? Fanno dei decreti che non hanno basi attuative, non hanno dato nessun tipo di impostazione sull'attuazione delle norme e pretendono di dire che hanno dato un incentivo al mondo del turismo. Ma di cosa stiamo parlando? È solo propaganda.